Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Indagato per truffa e danneggiamento il titolare del bar Bilotti Caffè ubicato in pieno centro a Cosenza, danneggiato da un ordigno lo scorso 18 maggio. La procura di Cosenza ha emesso l'avviso di garanzia al termine di un lungo lavoro di indagini. 2017 è stato l'anno d'oro per il turismo calabrese, che è cresciuto del 6%. I dati resi noti dalla Regione Calabria, che punta a un incremento delle presenze sul territorio e al potenziamento dei collegamenti con le località turistiche. È atterrato all'aeroporto Sant'Anna di Crotone l'aereo Ryanair proveniente da Bergamo. Si torna a volare il 31 ottobre del 2016 in seguito al fallimento della società. L'aerostazione era stata abbandonata dalle compagnie aeree. È in costruzione un ripetitore in una zona popolata di Arcavacata di Rende. La protesta dei cittadini che chiedono la rimozione del cantiere, a rischio la salute pubblica. Il prefetto Longo saluta la città: ho lavorato per dare credibilità alle istituzioni, dice, e aggiunge: fidatevi dello Stato. Presentato il cartellone degli eventi della Summer Arena 2018, giunta alla terza edizione. Si parte il 16 luglio, tra conferme e novità. Partito questa mattina il bus del Cosenza, destinazione San Benedetto del Tronto. Grande calore da parte della tifoseria. Intanto il Catanzaro presenta il nuovo allenatore Gaetano Auteri. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli, apriamo con la cronaca perché è indagato per truffa e danneggiamento il titolare del bar Bilotti Caffè ubicato proprio in pieno centro a Cosenza, danneggiato da un ordigno lo scorso 18 maggio. La procura di Cosenza ha emesso l'avviso di garanzia al termine di un lungo lavoro di indagine. Sentiamo. 2 settimane di indagini serrate, ricostruzioni e interrogatori da parte degli inquirenti coordinati dalla procura di Cosenza, ed oggi, per quello che in primo luogo sembrava un attentato, una sorta di avvertimento ai danni del Bilotti Caffè in pieno centro a Cosenza, è stato emesso l'avviso di garanzia nei confronti del titolare, indagato per truffa e danneggiamento. Per ora risulterebbe lui come unico indagato per l'esplosione e l'incendio anche della tavola calda che si trova a qualche chilometro dal bar. L'accusa formalizzata dalla procura Abruzia, coordinata da Mario Spagnuolo e dall'aggiunto Marisa Manzini, è di aver tentato una truffa assicurativa. 2 danneggiamenti che si sono verificati a distanza di poche ore l'uno dall'altro, il primo in una zona molto frequentata il venerdì sera. I carabinieri di Cosenza stanno verificando le riprese delle telecamere poste nella zona e seguono alcune tracce per cercare di capire come si sia agito. Certo, però, il ritrovamento delle chiavi nella serratura dell'esercizio commerciale hanno insospettito i militari, che hanno ampliato il raggio di indagine, visto che in un primo momento si era avanzata l'ipotesi dell'attentato per fini estorsivi. Della vicenda restano da chiarire alcuni punti oscuri e che potrebbero aiutare gli investigatori a delineare un quadro più completo. Lasciamo per il momento la cronaca, parliamo di turismo perché in Calabria è cresciuto del 6%, i dati sono stati resi noti dalla Regione Calabria, che punta ad un incremento delle presenze sul territorio, al potenziamento dei collegamenti con le località turistiche. Vediamo i nostri servizi a cura del direttore Attilio Sabato e di Gianluca Pasqua. Una buona notizia c'è: il turismo in Calabria è cresciuto del 6%. Ora sarà per una serie di motivi, magari non tutti dipendenti dalla volontà e dalla disponibilità della Calabria, ma il dato è questo. Non v'è dubbio che qualcosa si è mosso e che in futuro si possa, diciamo così, su questa base costruire qualcosa di importante. Certo, non si può cantare vittoria, specie se si confronta l'offerta turistica calabrese, per esempio, con quella dell'Emilia Romagna. Con 135 km di costa, dei quali 108 balneabili, a fronte degli 800 km di costa della Calabria,
ha un movimento che è 4-5 volte superiore a quello della Calabria. Allora di che parliamo? È anche vero che il confronto con la regione più attrezzata in questo settore del paese non regge e non può reggere, ma sul dato incassato si può lavorare. Per esempio, i turisti stranieri non sono distribuiti equamente su tutto il territorio regionale. Hanno in mente europea, mentre la Calabria è molto di più. Circa la metà degli stranieri sono concentrati in provincia di Vibo Valentia. Quindi in questa provincia hanno le stesse percentuali che hanno quasi la percentuale di stranieri analoga a quella nazionale, però nelle province sono completamente carenti, sono ben passate. Non bisogna fasciarsi la testa e leggere sempre tutto in negativo. Le presenze registrate nel 2017 aprono il cuore alla speranza. Un 6% di presenze in più, è aumentata la permanenza in Calabria e in più l'altro dato che va evidenziato è quello della crescita delle strutture turistiche ricettive, la crescita esponenziale dei bed and breakfast, quindi diciamo dati molto incoraggianti. Ecco, adesso ci tocca fare i compiti a casa per rendere competitiva l'offerta turistica della regione, a cominciare per esempio dalla qualità delle acque del nostro mare, dai trasporti, dalla professionalità degli operatori turistici. Insomma, stop improvvisazioni e tentativi improbabili. Oliverio per il momento prende atto del risultato, ma il dopo attende. Aspetta soluzioni che al momento non si intravedono, ma il bicchiere questa volta è mezzo pieno. C'è una crescita delle presenze internazionali, già quest'anno nel primo trimestre la SACA all'aeroporto di Lamezia rileva un aumento delle presenze allo scalo di Lamezia nel primo trimestre, cioè fino al 31 marzo, rispetto al trimestre dell'anno precedente del 49% delle presenze internazionali. Un piccolo boom, quello del turismo calabrese nel 2017, il miglior risultato degli ultimi 10 anni. Il rapporto presentato dalla Regione è basato sui dati Istat, rivela qualche numero significativo e fornisce indicazioni utili per chi dovrà lavorare per migliorare l'offerta e incentivare gli arrivi. Si parte da 1.800.000 arrivi e dai 9 milioni di presenze, primato storico delle presenze che riguarda anche la componente estera del movimento turistico, 317.000 arrivi per circa 2 milioni di pernottamenti, un incremento notevole soprattutto avvenuto in modo repentino al contrario di quanto accade solitamente nei flussi turistici. Nell'ultimo decennio l'andamento era stato sfavorevole fino al 2014 con un picco negativo del meno 15% circa rispetto al 2017. Dal 2015 la tendenza si è invertita innescando una sostanziale ripresa. Nel 2017 la quota delle presenze di stranieri rispetto al totale è del 22,4%, il 4,7% in più di peso rispetto al 2007. Il rapporto inoltre certifica che la provincia che occupa la posizione maggioritaria della domanda è quella di Cosenza con il 38,3% degli arrivi e il 37% delle presenze. Rispetto alle aree territoriali, la quota più consistente del movimento turistico è occupata dal Tirreno, 48,9% degli arrivi e 51,6% delle presenze. Nel 2017 nel Tirreno si raggiungono livelli delle performance per gli stranieri mai raggiunti prima, con 220.000 arrivi e 1.444.000 di presenze. Tali valori determinano il primato dell'anno 2017 anche relativamente al movimento complessivo. Le province nelle quali è assolutamente preponderante il turismo balneare, come Vibo Valentia e Crotone, presentano una permanenza media più alta, rispettivamente 6,3 giorni e 6,5 giorni. Nel 2017, nel complesso delle strutture ricettive regionali, rispetto all'anno precedente, gli arrivi hanno registrato un aumento complessivo del 12,3%, gli arrivi stranieri dell'11,4% e i nazionali del 12,5%. Invece, le presenze complessive nell'ultimo anno aumentano del 6%, con un'intensità inferiore a quella degli arrivi, situazione che si spiega con la diminuzione della durata media del soggiorno. E a proposito di turismo, al Sant'Anna si torna a volare. È atterrato proprio all'aeroporto di Crotone l'aereo Ryanair proveniente da Bergamo. Si torna proprio a volare il 31 ottobre del 2016 in seguito al fallimento della società. Il Sant'Anna era stato abbandonato dalle compagnie aeree. Sentiamo. Era il 31 ottobre di 2 anni fa quando, in seguito al fallimento della società di gestione, l'aeroporto Sant'Anna di Crotone venne chiuso. Sembra passato un secolo, in mezzo a tante manifestazioni e proteste, ed oggi quello che in tanti aspettavano con trepidazione, l'aeroporto è tornato a funzionare.
Un manifesto campeggia nel piazzale antistante l'ingresso dell'aerostazione con su scritto "Bentornata Ryanair". E sì, perché è stata proprio la compagnia low cost irlandese a battezzare la riapertura al traffico dello scalo calabrese con un volo in arrivo da Milano Orio al Serio. Il Boeing 738 è atterrato poco dopo le 13, segnando il ritorno all'attività volitiva dello scalo crotonese. Ad accogliere il primo passeggero dei 189 sbarcati al Sant'Anna è stato il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, con parte della giunta comunale e la consigliera regionale Flora Sculco. Dopo tanto soffrire, godersi una prima vittoria non può essere che benaugurante, sicuramente non avrei perso per nulla al mondo questo momento. Emozionante, decisamente emozionante e niente, adesso mi voglio godere questo momento, me lo voglio godere fino in fondo, poi da stasera già rimetterci a lavorare per la continuità dei voli con tutte le altre tratte volative, fare un discorso un po' più ampio anche con Ryanair. È grandissima emozione veder riatterrare sull'aeroporto di Crotone in pista la compagnia Ryanair che, come tutti ricordano, ha portato a Crotone grandissimi risultati. Noi ovviamente siamo qui per applaudirli e ringraziarli per averci scelto ancora una volta e soprattutto per assicurare un impegno e rafforzarlo con la nostra presenza, che tutto questo possa essere stabile, duraturo e non occasionale. Presente allo scalo anche il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone, che da tempo si sta battendo per la riapertura dello scalo. Sul volo che ha fatto registrare il tutto esaurito un passeggero inusuale, il manager della compagnia John Alborante, che ha voluto sottolineare la valenza dei collegamenti con la città pitagorica, che stanno facendo registrare un'impennata delle prenotazioni. Oggi sono atterrato col primo volo del 2018 da Bergamo su Crotone. È stata una bellissima esperienza, come raccontavo, i passeggeri a bordo sono stati informati, siete i primi passeggeri su Crotone, è stato un applauso veramente emozionante, ma è una bellissima sensazione di tornare. Dunque da oggi saranno attivi collegamenti con voli giornalieri da e per Bergamo e con cadenza trisettimanale con Pisa. Ed è in costruzione un ripetitore in una zona popolata di Arcavacata di Rende, la protesta dei cittadini che chiedono la rimozione del cantiere a rischio, dicono, la salute pubblica. Questo è il cantiere che preoccupa i cittadini di Rende, qui a via Savinio, nella frazione di Arcavacata, che sta sorgendo un'antenna per le telecomunicazioni da 30 metri. A poche centinaia di metri dal cantiere e quindi dal futuro ripetitore sorge il complesso di alloggi universitari San Gennaro, popolato da centinaia di studenti, ma è tutta la zona ad essere densamente abitata, fabbricati e villette di docenti e studenti che hanno scelto di vivere in un ambiente salubre, circondati dal verde e a 2 passi dall'Ateneo, che oggi assistono all'installazione dell'antenna della discordia. Anche la comunità deoniana, da noi sollecitata, esprime un parere negativo. Io non so adesso esattamente che potenza abbiano queste antenne, l'altezza dal suolo, dove devono giungere queste onde, ma certamente è da preoccuparsi. Così attaccato a un complesso dove ci sono migliaia di studenti, noi dobbiamo preoccuparci per il nostro futuro. Il nostro futuro sono i giovani. È vero, tutti desideriamo poter prendere le onde elettromagnetiche che ci servono per vedere dei programmi, per i cellulari, per le telecomunicazioni, ma anche per le comunicazioni industriali, commerciali, ma andrebbero posti in luoghi dove, a distanza tale dai luoghi abitati, che diano il meno problema possibile, il meno effetti nocivi possibile. Io il cellulare, come tutti usiamo i cellulari, mi sono premurato di salvaguardare la mia salute con un oggettino, una lastra di alluminio che faccia da schermo alle onde elettromagnetiche. I cittadini hanno promosso una petizione chiedendo l'intervento dell'amministrazione comunale. Non importa, dicono nel testo del documento inviato al primo cittadino, che siano state rispettate le prescrizioni minime di sicurezza e siano stati effettuati i monitoraggi. L'antenna, dicono, dovrebbe sorgere in un altro luogo. Siamo abbastanza preoccupati, vedremo se è possibile convincere anche altri amici, colleghi a firmare questa petizione, anche perché essendo interessato in prima persona, amici, cose che vengono a casa, è abbastanza preoccupante, diciamo. A Vibo adesso, perché il prefetto Longo saluta la città. Ho lavorato per dare credibilità alle istituzioni, dice, aggiunge, fidatevi di più dello Stato. Sentiamo.
Non ha tradito il proprio modo di essere neppure nel giorno del suo addio. Il prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, è rimasto chiaro e diretto anche nel giorno del suo commiato, ritornando sui temi più spinosi, sugli argomenti di più stringente attualità, come lo scioglimento di Trenti in appena 1 anno e 3 mesi per infiltrazioni mafiose, fino al lavoro fatto sul fronte dell'immigrazione. Lo ritengo indispensabile. Qui ci siamo cimentati nel settore dell'immigrazione, che soffriva di qualche confusione. Ci siamo cimentati sul piano della sicurezza dei cittadini, facendo dei piani di emergenza adatti alla bisogna, perché con depositi di carburante in zone costiere bisogna fare dei piani di sicurezza in modo da quantomeno dire ai cittadini a cosa si sarebbe potuto andare incontro. Abbiamo fatto un grosso lavoro con i comuni, firmando un protocollo di legalità senza soglia, che è una garanzia per noi della prefettura, ma soprattutto per i comuni, per gli enti locali. Abbiamo cercato di venire incontro ai cittadini, perché qua cittadini per bene ci sono tanti, ma questi tanti soffrono dalla presenza dell''ndrangheta, sono oppressi quotidianamente dall''ndrangheta, hanno paura dell''ndrangheta, sono terrorizzati. La libertà non ha proprio prezzo, assolutamente, questo lo dico a tutti chi hanno questo diritto di libertà compresso, e mi riferisco ai cittadini di cui parlavo prima, che quotidianamente sono oppressi e terrorizzati dall''ndrangheta. Adesso vediamo le nostre brevi di cronaca. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso al lago nel Cosentino, dove stamattina un 77enne è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto dalla motozappa con la quale stava lavorando nel suo orto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cosenza, dove è ricoverato in prognosi riservata. Spaccio di droga, 44 avvisi di garanzia notificati a persone residenti in Basilicata, Puglia e Calabria. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Matera. Gli indagati sono accusati di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, detenzione di armi, intestazione fraudolenta di beni e riciclaggio. Auto in fiamme a Catanzaro la notte scorsa, una Mercedes è stata completamente distrutta e un'auto vicina danneggiata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, nessun ferito, al momento però nessuna ipotesi viene esclusa. C'è una calabrese tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di Gloria Maria Rosaria Tenuta di Mongrassano nel Cosentino, presidente della GIAS SPA, che ha seguito la tradizione di famiglia e guida l'azienda specializzata nella vendita di ortaggi surgelati. Torniamo ad occuparci del cimitero dei migranti, che presto aprirà il cantiere dei lavori. Intanto sul progetto di Tarsia c'è l'attenzione internazionale. Ai nostri microfoni Franco Corbelli. Franco Corbelli, ci siamo, apre il cantiere del cimitero dei migranti? Sì, io credo che per metà giugno noi avremo finalmente questa possibilità di dare inizio ai lavori per questa grande opera umanitaria, perché questo vorrei ribadire ancora una volta, non sarà un cimitero, sarà un'opera monumentale, un luogo certo per dare dignità alla morte di tanti poveri migranti che perdono la vita nei tragici naufragi, ma anche un luogo di riflessione che deve servire come monito per il futuro, perché non si dimentichi mai questa tragedia immane dell'immigrazione. Ed è un evento di portata mondiale, basti pensare che nell'ultimo mese a Tarsia sono arrivati alla star israeliana internazionale, cantante Noah, è arrivata la deputata campionessa olimpica, nonché nota conduttrice televisiva Giusy Versace, sono arrivati nei giorni scorsi un antropologo inglese che sta facendo insieme a dei colleghi americani uno studio di ricerca internazionale sul cimitero dei migranti, e proprio pochi giorni fa addirittura una delegazione di scrittori, di giornalisti, fotoreporter universitari francesi che stanno per scrivere un libro su questa opera. Ecco, quello che parte da Tarsia, dalla Calabria, un segnale di grande civiltà, un segnale di pace per il mondo intero. Ed ora a Cosenza, a Villa Rendano, per un'iniziativa dedicata allo studio della storia dell'arte.
Villa Rendano a Cosenza ha ospitato il World Art History, una grande occasione per favorire il lavoro di gruppo interculturale e transnazionale. L'iniziativa è nata per promuovere l'apertura della disciplina della storia dell'arte alle diverse culture e per far comprendere i linguaggi artistici di tutto il mondo, le iconografie e i processi di produzione. Il seminario internazionale di studi World Art History, organizzato oggi a Villa Rendano dall'Università della Calabria al Dipartimento di Studi Umanistici, nella fattispecie la professoressa Giovanna Capitelli, docente di storia dell'arte, che ha riunito qui a Villa Rendano, nell'ambito di una ampia e vivace collaborazione col Museo Consentitinera, studiosi eminenti provenienti da tutto il mondo, dal Cile, dall'Argentina, dalla Germania, dall'Italia, ovviamente anche dal Brasile, per parlare della storia dell'arte mondiale. La storia dell'arte sappiamo che è uno strumento di indagine della società, della civiltà umana, e oggi in un mondo che è appunto è globalizzato, ampio, la storia dell'arte deve necessariamente dialogare, essere interculturale, multidisciplinare. L'incontro di oggi suggella quella che è sicuramente questa collaborazione tra la Fondazione Giuliani e l'Università della Calabria, ma anche e soprattutto l'aspirazione della Fondazione Giuliani, del Museo di Villa Rendano, di configurarsi come un polo culturale proteso verso l'internazionalizzazione, verso l'innovazione tecnologica, ma fondamentalmente sempre ancorato sulla scientificità dei contenuti. I nostri ospiti di oggi sono ospiti illustri: Gerard Wolf, Anna Bader, Carmen Belmonte, Fernando Guzman, personalità di rilievo eccezionale del panorama storico-artistico internazionale, per ascoltare relazioni di grande interesse, di grande apertura e soprattutto di grande innovazione da un punto di vista di metodologia, di ricerca e di approccio, quindi anche all'idea del lavoro di gruppo, dell'idea del lavoro che la storia dell'arte oggi propone. Da Cosenza a Soverato, dove è stato presentato il cartellone degli eventi della Summer Arena 2018, giunta alla terza edizione. Si parte il 16 luglio fra conferme e tante novità. Sentiamo. 8 gli eventi protagonisti della Summer Arena 2018, l'evento presentato nella sala consiliare di Soverato. Il cartellone della terza edizione, al via il 16 luglio, conferma la presenza di artisti italiani di spessore e alcune importanti novità. Quest'anno abbiamo inserito uno spettacolo di cabaret oltre i grandi eventi musicali, il cantautorato e il rapper. Abbiamo inserito un evento di cabaret come Pio Medeo, che hanno fatto successo con 5 milioni di telespettatori su Italia 1 con la nota trasmissione Emigratos, e un grande evento di danza come quello dei Lago dei Cigni, questa compagnia russa che sta facendo sold out in ogni parte del mondo, quindi questa è la novità. E poi, per ricordare, inauguriamo con il grande evento con Maxi Pezzali, Reng e Neck, che abbiamo insieme a Gianni Morandi, che abbiamo rivoluto riportare in Calabria dopo il grande successo di quest'inverno. Ricky e Sfere Basta, che sono due fenomeni per i giovani, e il Principe della Musica il 22 agosto per ricordare un altro grande evento del cantautorato, e poi chiudiamo con Fabrizio Moro, che ha vinto Sanremo. Una iniziativa, è stato sottolineato, che non si avvale di contributi pubblici. 55.000 paganti in 2 anni, siamo ambiziosi, vogliamo arrivare o sfiorare i 100.000 paganti in 3 anni, numeri impressionanti che 3 anni fa, solo a pensare a questi numeri, se qualcuno me lo diceva, non potevo crederci, quindi è una grande soddisfazione. Ma alla grande soddisfazione c'è una grande responsabilità, che dobbiamo sempre migliorare quelle che sono le aspettative del pubblico che viene a pagare il biglietto. Ed ora ci occupiamo del libro che si chiama Chiesa, Giovani e 'Ndrangheta di Don Manuli. Sentiamo. Chiesa, Giovani e 'Ndrangheta in Calabria, il libro di Don Vincenzo Leonardo Manuli, un lavoro frutto del dottorato universitario svolto dal sacerdote nella Pontificia Università Salesiana di Roma. L'opera è uno studio fenomenologico sulla pervasità in Calabria dell''Ndrangheta, che entra nel dibattito operando una ricostruzione storico e socio-antropologica. Nel percorso si pongono interrogativi e provocazioni all'interno del tessuto ecclesiale e sociale della Calabria, a partire dall'opera inequivocabile di Papa Francesco con la sua venuta nella regione nel 2014. La novità teologica e pastorale che l'autore rilancia incoraggia il contributo della Chiesa alla società civile, non perdendo di vista il rischio della speranza e invitando i giovani ad essere germoglio di riscatto nella decisiva liberazione dall''Ndrangheta. L'inizio di un processo di consapevolezza che
Papa Giovanni Paolo II ha infranto alcuni tabù e Papa Francesco sta continuando. Noi non siamo arrivati perché siamo ancora in una fase di presa di responsabilità e anche di avere più attenzione a tutto ciò che accade nel sociale, non solo per quanto riguarda gli aspetti spirituali ma anche quanto riguarda quello che succede nella realtà. La Chiesa non può nascondersi e non può far finta di non sentire, di non vedere ciò che accade. Ed ora lo sport con la gara di ritorno dei quarti di finale di play-off. È partito questa mattina il bus del Cosenza, destinazione San Benedetto del Tronto. Grande calore da parte della tifoseria rossoblù. Intanto la società programma il futuro confermando come location la Sila per il prossimo ritiro. Sentiamo Gianluca Pasqua. I calciatori del Cosenza hanno ancora ben impresse nella memoria le immagini, i suoni e le voci di mercoledì sera. Il tifo rossoblù ha inebriato la squadra di Braglia, che ha risposto sul campo con un'altra buona prestazione. Ma anche questa mattina non è mancato l'abbraccio alla tifoseria al momento della partenza del pullman diretto a San Benedetto del Tronto. Cori, selfie, strette di mano e tanto affetto per i lupi che domenica sera saranno chiamati ad affrontare un'altra prova importante nel percorso che conduce alla finale playoff. Un centinaio di sostenitori si sono presentati nel piazzale dello stadio San Vito Gigi Marulla per incoraggiare corsi e compagni giunti a un passo dalla semifinale. A Riviera delle Palme non sarà una passeggiata, anzi, i rossoblù silani sono attesi da un clima incandescente, reso ancora più ostile dalle parole pronunciate dal presidente della Samb Fedeli in conferenza stampa. La squadra di Braglia ha dimostrato nel corso della stagione di saper giostrare anche in trasferta con grande personalità. Il gruppo è conscio dell'importanza della sfida e della voglia che ha un'intera provincia di ritornare in alto. Sono già quasi 500 i tifosi che hanno acquistato il tagliando e saranno sugli spalti di Riviera delle Palme. Nel pullman che lascia il Marulla c'è una squadra che ha in mano il destino del calcio cosentino. E mentre i lupi sperano di approdare in Serie B attraverso proprio i play-off, il Catanzaro punta a centrare la cadetteria in 2 anni. La parola è del neo allenatore Gaetano Auteri. Sentiamo. Torna dopo 8 anni a guidare il Catanzaro Gaetano Auteri e la scelta del dopo Pancaro per riportare in alto i colori giallorossi. Lo hanno voluto fortemente sia il patron Noto che il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice, che non nascondono gli obiettivi per la nuova stagione. La scelta, dicono, è caduta su uno specialista che sa come valorizzare il gruppo e farlo crescere sia in termini di risultati che di prestazioni. Torno a Catanzaro per crescere, per portare il mio contributo alla crescita di questa società dal punto di vista calcistico, per far ritornare la piazza e la tifoseria a un ambito più confacente alla tradizione, alla cultura, alla passione della città. Auteri torna a Catanzaro dopo aver portato le Aquile alla finale playoff del campionato di seconda divisione 2009-2010, persa per un soffio ad opera della Cisco Roma, un campionato di vertice che spera di bissare. Dateci fiducia, ha dichiarato, entro 2 anni il Catanzaro sarà in Serie B. Io non ho la sfera magica, abbiamo cominciato un percorso di lavoro che deve essere quotidiano, giornaliero, e dentro di noi abbiamo la voglia per crescere e per strutturarci e dimensionarci sugli aspetti migliorativi. Quindi la squadra, il nostro obiettivo è quello, l'ho detto anche prima in conferenza stampa, è quello nell'arco di un biennio di lasciare questa categoria e provare a conquistarne un'altra più attinente a quelle che è la cultura e la tradizione di Catanzaro. Il prossimo 2 luglio partirà la campagna abbonamenti e lo slogan è "Riprendiamoci la storia, bentornata US 1929". Dopo l'acquisizione del vecchio titolo di US Catanzaro 1929, le ambizioni sono alte, ora bisognerà costruire la squadra. Intanto però si pensa anche ad alcune modifiche per lo stadio, abbattere le vetrate delle tribune e costruire le nuove panchine. Insomma, ora non resta che mettersi al lavoro per costruire un roster competitivo.
Ed ora un appuntamento domani 2 giugno, 60 vetture della scuderia Ferrari provenienti da tutta Italia sfileranno sulla pista dell'aeroporto di Scalea regalando molteplici emozioni agli appassionati di motori. Un inedito rombo, quello dei motori del Luxury Car di Casa Maranello in uno scenario inconsueto. La pista che è 1975 metri dell'aeroporto. L'iniziativa è inserita per l'edizione 2018 dell'evento Ferrari Calabria, giunta all'11° appuntamento, e proprio dal 1 al 3 giugno faranno tappa sulla costa tirrenica cosentina in un coinvolgente pit stop con sede d'elezione proprio Praia a Mare. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Continuerà anche nelle prossime ore la fase di bel tempo che ormai dura da qualche giorno, grazie alla persistenza sul Mediterraneo centro-orientale dell'anticiclone africano. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani soleggiato su tutta la regione, con temperature massime in ulteriore aumento. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mari calmi con brezze deboli. Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.